Eccoci di nuovo. Siamo tornati Sotto la pioggia. Piove, piove, imbucato, bagnato, piovigina. imbucato, fortunato. Ah sì, così non... si certo. dice. Sapete dove siamo, guarda caso? Siamo in centro, siamo sul corso, stiamo andando Stiamo andando al gazebo di AIL. gazebo di AIL. Associazione Italiana Leucemie. Ma come sei brava, 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 brava. Ma io mi sono messo il cappottino con le stelle di Natale. Lei è tutta una stella, Io sono sembra una un stella. onore. È Claudio, luminosissima la ma stella. questa pioggia mi sta rovinando i capelli, anche a te. Sì, no, io mi sono abbardato di Mi ero cappello. appena fatta la piega. Tu sei bella, sei meravigliosa, Sì, una me lo meravigliosa. dicono tutti. Ah, guarda Claudio, lei, attenta che Madonna. cadiamo. Sì, sì, che si guarda. scivola. È Natale, Siamo comunque quasi è una arrivati. giornata proprio, no? Natalizia, con Bellissimo. questa pioggerellina. Cosa Tutta fate a fitta. Natale, a Capodanno? Noi partiamo, Noi sapete? partiamo. Noi partiamo, Non diciamo Leana. dove, se no Non vengono dici- tutti. No, no, noi È un- andiamo in un posto meraviglioso, in uno dei posti più belli del mondo. Più allegri, Più allegri, è vero, più allegri. solari. Sì, siamo ospiti d'onore. Ma buongiorno, Ma ma be- buongiorno. Ma ben trovati, ben trovati. Ma come Io mi ficco qua state? sotto. Lei si Oh, protegge vi su. ospitiamo tutti. Queste è l'AIL, le stelle di Natale. Abbiamo chi? La presidente delle presidentesse, voglio dire, l'avvocato Ornella Nucci. Ma come stai? Ma benissimo, non vedi come ci accoglie questo bel tempo? Piange un po' il tempo, però porta bene, ricordati, La vendita va, le stelle richiamano comunque. La stella, La non stella- si può non avere una stella di Natale in casa a Natale. Ma Anzi, dell'AIL. certo, è sottinteso, guarda, riprendi qua, riprendi. Io ho fatto un giardino, ho fatto un giardino di stelle che siccome lei mi ha fatto fissare che porta male, ho piantato pure sul soffitto e ci sono stelle. La gente è molto vicina all'AIL, o no? Sì, la gente è molto vicina all'AIL, è una cosa bellissima. Devo dire che la città proprio ci risponde e questa è la cosa, il riconoscimento più bello per noi. Una stella, signora. La Ma mettiamo una nella piccolina, busta, non dammi la so, busta. Claudio, devi essere più convincente, Claudio. Ma se parlate voi. No, la noi siamo qua che diamo le buste e le cose, tu però devi acchiappare. acchiappi. Acchiappa, Claudio. Le che tu sei mosche. La cosa che vorremmo fare, ed è quello che dico sempre, un sogno ancora irrealizzato della nostra sezione cosentina, è poter garantire ai pazienti affetti da patologie ematologiche le cure domiciliari. Per questo, oltre alla campagna delle stelle, oltre al concerto di Paolo Damiani e Danilo Rea, chiunque in città ci voglia sostenere, questi imprenditori che hanno grandi attività ci donino un po' del loro cuore, perché questo ci fa grande piacere e dà grande sostegno. Allora dai, presentiamo questi collaboratori. Mi infilo. Alfonso. Tu da sei qua- civilista. Lei è penalista. Io mi chiamo Alfonso, io partecipo con l'AIL da quando facevo il servizio civile in ospedale, quindi mo saranno più o meno 3 anni. Non ti vai, nascondere. Passa dietro. Gesù. Che bello. Intervista tu la signorina. No, io intervisto lei. Il nome Signorina, qui, questa qui è signora. È... Professoressa Sabrina Bossio, che è una delle biologhe che lavora per noi a Lourdes. Cioè Ho capito, quindi la devo chiamare signora, dato che... Dottoressa, chiamala dottoressa. Pensavo, mi ha detto... dico, forse aspetta un bambino. Ma perché?
Io sono in ematologia da 11 anni, dal 2008, quindi ho visto proprio, abbiamo costruito insieme ad Ornella, al dottore Morabito, il laboratorio. Da quando eravamo nelle piccole stanzette dell'ospedale, poi ci siamo trasferiti nell'URB, in cui abbiamo 600 metri quadri di laboratorio, con tante strumentazioni che grazie all'AIL e ad Ornella insomma, siamo riusciti ad ottenere per effettuare una diagnosi di primo livello, di secondo livello, insomma molto avanzata, che tutti ci invidiano. Tu come ti chiami innanzitutto? Laura. Da quando è che collabori con l'AIL? Io da pochissimo. Io da poco fattivamente, però la vicinanza con Ornella c'è da tanto. Da tanto. Qual è stata la molla? La molla, no, non c'è una molla, prenda è una cosa che nasce. È una cosa. Claudio, ma sto facendo un'intervista prendo a pugna Ma me l'ero preparata questa domanda da anni e anni che mi ero preparata con una domanda. No, non c'è una motivazione. In realtà non c'è mai una motivazione vera. Penso che ci sia il volontariato, come anche qualsiasi altra forma di generosità, deve essere. Nasce dal cuore. Dal cuore. Come va? Ti vedo allegra. No, guarda. Male. No, non me lo dire. Che ci stanno pagando, le cooperative. E quale cooperativa è? Diciamo. Le cooperative, non è una. Ah, ma tu non sei italiano? Cosentino d'occhio. Complimenti perché hai un accento non... Non riesco a capire perché mi dicono sempre così. Mi faccio un selfie, poi vieni. Gesù, il boccolo, non ti viene il boccolo? Io copro tutte. E la foto chi ce la fa, scusa? Lei di dov'è? San Giovanni in Fiore. Ah, ma è stupendo. Stupendo. Ventimiglia. Ma seguite la nostra trasmissione? Io abito a Nizza, in Francia. Si vede. Oh. Si vede. Sì. Noi ci imbucheremo anche a Nizza. Ma tra poco. sicuramente. Grazie, Ciao, ragazzi. Ciao. a voi. Claudio, rifugiamoci da qualche parte. Sì, ci andiamo in Che questo c'è? meraviglioso negozio. Permesso? Buongiorno, madonna che bello. Claudio, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Un oggettino così. Però io guarda, hanno mi comprato rubo la stella di questo. Natale dell'AIL. Ma stupenda, sono bravi. Ma che meraviglia sono. Oh Gesù. Non cadere, Claudio. Stavo cadendo. Sei Però è inibito da bellissimo. tanta bellezza, Claudio, No, guarda. opere d'arte. Ma L'arte questo, è cultura, è respirare cose se non belle. sbaglio, è un amico. È un amico. Ma che meraviglia! Bellissimo. Queste cose un po' retro, ma sempre attuali. Andiamo, Claudio, che abbiamo fatto perché tardissimo, è ci tardissimo. aspettano. Ma come sei carino, come ti chiami? Samuel. Samuel. Sei Sì. di Cosenza? Sì. Ah, E carino. quanti anni ha Samuel? 19. Oh, 19, Claudio. Va bene, arrivederci. Ma lascialo stare, povero ragazzo a 19 anni. Studi. Sì, studio all'artista. E lui lavora pure, se non sbaglio, perché me l'aveva detto prima. E quindi hai capito subito che era un Familiare. artista. È un artista, si vede. Poi Tra i complimenti per il look. Claudio è rimasto molto colpito per il look, per questo sei stato abbordato, tra virgolette. Feste fortunate, buone feste. Claudio, scusami, che noi guardiamo molto la lunghezza dei pantaloni in questa edizione dell'imbucato. No, è fashion. Va bene? È, fashion. È lungo al punto per l'età giusto. che ha, sì, è lungo al punto giusto. Pantalone. Dove siamo arrivati? Ma siamo arrivati in un posto bellissimo, di gran classe, un salotto buono di Cosenza. Questo è un posto dove le donne si ritrovano per chiacchierare male degli uomini. Ma che gentleman che è stato Claudio a prestarmi il suo cappello. No, te l'è fregato. No, ma non che te- ma che uomo. No, te l'è La fregato. coppola. Prego. Ma come va? Buongiorno. Ma buongiorno! Che carina le che è hanno fatto lo lei. sconto, signora? Sì, me l'hanno fatto. È carina. Allora, ma Claudio, come ma va? non ti levi? Guarda lei. Ma non ti levi Ma- i guanti? No, mi devo lavare. Che mi levo? Ci Gli occhiali. spogliamoci, c'è sempre il momento spogliarello all'imbucato. Ecco qua. Andiamo. Ma i Andiamo. guanti te li tieni? Sempre, Ma perché che sempre. devi strozzare qualcuno e non vuoi lasciare le No, impronte? il guanto
il guanto protegge sempre. Dov'è la baronessa? Eccomi. Buongiorno. Ma che bionda! È un biondo che adesso va corretto un po', nel senso che io ho fatto una cheratina e quindi sono diventata un po' più bionda. Bello, un biondo Carrà, mi piace. Un biondo Carrà. Io vorrei diventare molto molto bionda. Giuseppe ha promesso che mi farà bionda. Sì, ti faccio. Perché vuole diventare bionda? No, Bionde lei piacciono vuole di fare più, signora. il biondo Carrara. Lei Di marmo vuole fare. Appunto. la statua di cera. Giuseppe, come stai? Come stai? Bene. Lei, la signora Salca, si trova bene? Benissimo. Sta calda? Sì. Cioè, Grazie, tu fai signora. l'assistente, scusami, vieni qua che lei è carina. Ci prepariamo a queste vacanze natalizie nel pieno dell'allegria, dell'amore e dello stare insieme. E che pieghe ti chiedono in questo periodo? Mosse lisce, ricce, Le pieghe, noi ci basiamo sempre sulla bellezza e i lineamenti delle nostre clienti che sono per noi il top. Andiamo, baronessa. Proseguiamo, vediamo chi c'è. Dopo ci vediamo, bionda. Ciao, buongiorno. Io non mi Ma sarei mai buongiorno, ripresa. eccola la Demi Moore, come sta? Lei è la mia preferita. Bene. Carina. Mi fa rosso melanzana? Rosso milva. Rosso milva, Ma che stupendo. meraviglia. rosso milva. La mia leggera. Lei, Claudia, è una donna straordinaria, grandiosa, una guerriera, sempre col sorriso, quindi d'esempio alle altre donne, perché noi diciamo che noi Guarda, portiamo... anche con il cancro si è sempre belli. Non chiamiamolo cancro perché è brutto. Ne ho un brutto ospite che adesso non c'è più. Se n'è già andato. Se n'è andato con il sorriso. Il sorriso aiuta, la bellezza aiuta sempre e noi donne siamo sempre belle. Brava. È incoraggiante, no? Lei è... Grazie al mio maestro, perché il merito è tutto suo, che da che avevo i capelli lunghissimi, piano piano mi ha portato così. Però sto bene lo stesso. Quanti complimenti. Hai visto, Carlo? Ma tu li meriti tutti comunque. Grazie. Tu sei molto vicino, no? A questa, diciamo, a questo passaggio non bello, soprattutto per le donne. Ma come questo è un passaggio bello, non è un passaggio bello, però ma è un passaggio importante, quindi pian piano con lei, ma ci vuole anche forse un forte carattere da questo punto di vista, e pian piano, centimetro dopo centimetro, l'abbiamo portata a tagliargli tutti i capelli e adesso li coloriamo pure. Io mi occupo di tutta l'altra situazione, quindi quello che è il mondo del bello, che ha la sua importanza, quindi lei abbiamo veramente una testimonia forte in questo. Quindi se anche noi riusciamo da questo punto di vista con il trucco, con il parrucco, a dare una mano in questa situazione che purtroppo viviamo tutti i giorni, è una cosa molto molto importante. Il momento della perdita dei capelli è un momento traumatico per la donna, però l'importante è trasformare un momento brutto in un'opportunità, e in questo Rosanna è stata spettacolare, perché Rosanna si è vista ancora più bella, devo dire. Sì, è vero. Ti sei sorpresa tu stesso, dai. È vero. Io volevo mettere la parrucca, è stato Giuseppe a dirmi no, assolutamente tu non sei la parrucca. E poi i capelli posticci, no. Ho la fortuna, per fortuna, di avere un bel viso, però io devo ringraziare Giuseppe che mi ha dato ancora più fiducia in me stessa. E io voglio lanciare questo messaggio a noi donne che purtroppo ci ammaliamo di questa brutta bestia, di non abbattersi mai, che anche nella malattia si può essere belle e bisogna, anzi, addirittura diventare ancora più belle. Io non mi truccavo, adesso ho imparato a truccarmi e non esco senza trucco. E mi curo ancora di più perché io non gliela voglio dare vinta. No, perché vedersi belle fa stare bene, c'è poco da fare. Certo, non è superficialità, attenzione, non è superficialità, è leggerezza. E leggerezza significa planare sulle cose dall'alto, che non è essere superficiali. Assolutamente.
E questo vorremmo lanciare questo messaggio che secondo me è di una importanza fondamentale. Comunque tu hai vinto, dillo. Lei ha vinto. Sì, io al momento non ho malattia, non ho vinto la guerra ancora, ho vinto una battaglia fondamentale, una battaglia importante. Spero di vincere la guerra, io ce la metto tutta insieme a questi splendidi amici perché... Io voglio puntualizzare una cosa, tu sei stata curata amorevolmente in Calabria da un grande luminare. Sì, io sono stata operata dal dottore Morelli che ringrazio perché mi ha ridato la vita. Veramente spero che il Signore ce lo conservi a lungo possibile, che gli vada tutto bene perché è una persona non solo professionalmente preparata ma umanamente è una grande persona. E poi sono stata curata dal professore Filippelli, da Gianfranco Filippelli, che è stata la prima persona che io ho chiamato subito dopo l'intervento, ancora ero sotto anestesia, l'ho chiamato, ho detto Gianfranco è successo così così così, mi ha detto vieni, ti aspetto in ospedale. La prima cosa che mi ha detto togliti questa faccia triste perché non ti appartiene, un bel sorriso perché si vince la malattia solo col sorriso. Io sto portando avanti un progetto che è quello della banca della parrucca. Cioè, tutte le donne che hanno usato la parrucca e che adesso sono guarite, magari la tengono a casa, la buttano, me la possono portare, io la rimetto a posto e la regaliamo a delle donne che magari non possono permettersi la parrucca. Questo è un messaggio che io vorrei lanciare. Ecco. Claudia, che ti vuoi fare uno shampoo? Io sono bravissima. Mettiti che ti faccio un massaggio. Ma mettiti tu che ti faccio un massaggio, no, scusa. No, il mio fidanzato è geloso, non vuole che mi faccia massaggi. Claudio! Coricati! Io? Che ti ci chiudo per sempre! La no. chiudo per sempre in questa stanza! Tieni, Claudio, tienimi il microfono un secondo. Non già faccio. Stai bene? Allora chiudiamo le porte che ce ne andiamo. Arrivederci. No, la lasciamo qua, ti prego, così me ne libero. Scusate, mi dite cosa fate qua? Visagismo. Le cere? Il viso, dipende, alcuni trattamenti anche corpo. Andiamo di là, grazie, grazie. Prego, baronessa SS. Ma questa cos'è, una scopa elettrica? No. Questa è una scopa. È una vela smooth. Non è una scopa elettrica. Che significa? Vela smooth, che è quella che ti smuove tutto il corpo. Sono trattamenti per il corpo. Claudio ne avrebbe bisogno? No. Ma come ti permetti? Io nemmeno. Ti passo il ferro? Mi passi il ferro? No, mi devo fare le unghie, no? Aspetta, vado a prendere gli smalti, aspetta. Gli smalti, ma è pazza. Dimmi. Ah, sei qua, ma ci vuole molto, no? Ma perché devo scegliere la tonalità giusta per te? Mi sono Rosso andati a prendere, ho Natale. chiesto uno smalto per Claudia. Rosso allora se per Natale, sulle Claudio. unghie mi ci fai il Babbo Natale pure disegnato, fare? carina. No, non c'è rosso, facciamo questo. Tutti i colori non c'è rosso. Viola fodera di bara. Fodera. Ma uno voglio fare la prova, qua. Madonna, mi prende tutto il dito. Lascia stare, per favore. Sta bene. No, ti sta bene. L'incidente ha avuto. L'incidente alla porta. Sembra che ti sei tagliato. Va bene, Claudio. Va bene, alla prossima. Io come estetista alla prossima. non posso fare l'estetista. Uno Andiamo a mangiare qualcosa. Andiamo a mangiare qualcosa. Vieni, Io andiamo a mangiare qualcosa. Che c'è di buono? Ah, il colluriello. Io una polpetta, che le polpette fredde sono buone uguali. La polpetta c'è un detto, e tu lo sai. Melanzane, che dice sulla polpetta il detto? La polpetta, gioia mia, è una cosa che ti ricria. T'arricria. Vedi, lei è più informata di me. Giuseppe, vieni col pappone.
Che bel colore, questo è nero. Guardate. Ma che colore è, Giuseppe? Che Rosso. colore? Questo è il colore di Rosanna. Allora andiamo, intanto io c'ho mangiamo. Mangiamo. Una frutellina. Andiamo. Ma stupendo. Adesso verrà un colore rosso. Rosso. Fammi fare a me qua. Fai. Fai. Vediamo. Non voglio impallare, guardate con che delicatezza. Ha sbagliato verso. Hai sbagliato verso. Ma tu sei un artista, capito? Tu hai il vantaggio, questa grande sensibilità, la sensibilità comunque donna, comunque lasciamo stare. Hai questa grande sensibilità, guardale che si infila. Madonna, stiamo parlando di cose serie con Giuseppe. Allora, mo chiudiamo l'imbucato, eh? Chiudiamo l'imbucato insieme a Rosanna, a Giuseppe, alla baronessa Essa. Ed io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, giusto? Au revoir dall'imbucato. Ma fa pure l'americano, non ce la faccio. Chiamatela Melania, la signora trambiata. Imbucato 3, la terza edizione. Perché Come cosa siamo troppo vendetta? carini, troppo bravi, troppo belli. Ci hanno voluto 3 volte di seguito. Non Come c'è 2 solitamente. senza 3, poi basta. Arrivederci, ci vediamo prossimamente. Ciao.